subito, non sono capite Senta, subito dottoressa, noi abbiamo perché parlato di musica, sì. però non abbiamo detto che tipo di musica. Musica classica e musica rock, quindi passano dal classico al ecco. rock. Quindi i ragazzi da sono Levi, accontentati tutti. sì. L'amore per il classico c'è nelle giovani generazioni? Sì, lei vedrà se viene lunedì pomeriggio o se viene all'intitolazione della nostra scuola, che sarà il 24, ricordo, il 24 sì, ora di parliamo maggio. anche di questo. Il 24 di maggio ci saranno appunto i nostri giovani che faranno questo sì, concerto, no? Sì, questo concerto durante appunto insomma ci saranno tanti intervenuti, verranno insomma, personalità anche da Saxa Rubra, appunto un critico letterario, Cola Santi, che lei conosce, sì. Che ha fatto quel famoso filmato dopo la morte di Enzo Siciliano, immediatamente dopo, lo scrittore e il suo guscio, e proprio in una trasmissione Il Caffè con Miriam Mafai, eccetera. Quindi si è parlato, questi verranno, Desiati, il direttore della rivista Nuovi Argomenti, Chi la era vedova. Enzo Siciliano? Enzo Siciliano cioè, era un personaggio. Lei ha deciso di intitolare l'istituto a questa Allora, figura? Enzo Siciliano intanto è un calabrese di origine, di padre bisignanese e di madre catanzarese, cioè della provincia di Catanzaro, Feroleto, quindi è un calabrese di origine, anche se lui amava la sua Roma, come io amo ancora la mia Roma, perché certo. Anch'io sono romana. Però in un'intervista, che ho sentito più volte, lui diceva: io mi sento come affacciato alla finestra, perché mi sento, insomma, lui si sentiva dentro di lui l'essere calabrese, il sole, il mare, le montagne, eccetera, ce l'aveva dentro. Per esempio mia madre amava il mare, dove parla di Bisignano e in altri libri, insomma, dove si sofferma a parlare della Calabria. Insomma, si vede, proprio traspare questo suo sentire proprio di essere calabrese, e che non tutti sanno, quindi lo scopriremo il 24, quando gli amici parleranno di lui, gli amici che sono stati di lui. Lui si è formato, è un grosso personaggio, si è formato alla scuola di Pasolini, di Moravia, hanno diretto insieme la rivista Nuovi Argomenti, è stato un narratore, un saggista, un critico letterario, un critico musicale, insomma un grande scrittore del Una volta noi italiani eravamo indicati come il popolo dei santi, dei navigatori e dei poeti. È ancora così? Oppure ci siamo persi per strada qualcosa? Dei santi, dei poeti, dei navigatori? Sì, forse ci siamo persi, bisogna riscoprirle queste cose, è vero? Ci siamo persi forse. C'è troppo pressappochismo, si corre troppo, no? Sì, bisogna fermarsi un po' di più e riflettere a volte, insomma, cioè siamo un po' presi da tante cose, per cui effettivamente, insomma, bisogna... Come la pensa lei? E poi no, io la penso in un modo, cioè io ho un concetto mio tutto personale, forse la musica è l'unico. La musica è un linguaggio universale. È l'unico linguaggio che accomuna tutti i popoli. Tutti i popoli. Sì, è l'unico linguaggio che riesce veramente ad accomunare. Ecco perché i giovani devono riscoprirlo, devono accostarsi alla musica, saperla ascoltare, no? Assolutamente. Io l'ho fatto quella domanda di prima perché dal punto di vista magari culturale, legate a professioni nobilissime proprio come la cultura, ma anche il cattolicesimo o magari l'avventura, magari come popolo ci siamo un po' fatti il popolo... Siamo il popolo di internet adesso, no? Più stanziale, diciamo, più pantofolato. Si fruisce la musica, l'SMS, si fruisce la musica anche scaricandosela, eccetera, da internet. Quindi no, bisogna insomma, cioè, portarli anche... Riscoprire il piacere anche di ascoltarla, di farla insieme. Di farla insieme, di andare a teatro, di saperla, diciamo, di soprattutto concertare ricordare insieme. una cosa, che le nuove tecnologie sono nate per essere d'aiuto d'aiuto, e non in sostituzione all'intelligenza dell'uomo. Ma se ne è fatto un uso spropositato e se ne fa un uso spropositato, in effetti. Bisogna guidarli... Sì, dirigente, mi scusi se la interrompo, ma vorrei parlare di questa cosa e temo che tra un po' la regia ci manderà alla sigla conclusiva di questo spazio. Lei è stata presidente della Proloco a Cosenza e ricordo che da una parte era entusiasta dell'incarico, dall'altra insomma tribolava per le difficoltà economiche che anche in quel caso c'erano.
C'è un'iniziativa particolare di cui è rimasta traccia ovviamente nel centro storico, no? Le tele degli artisti Murales locali, da Murales da Cavalletto, che sono appese nei vari vicoli e le piazze in fiore. Ecco. C'è un po' il rammarico di vedere qualche tela però usurata dal tempo, probabilmente quel suo progetto di tutelarle meglio dagli agenti atmosferici non c'era la volontà, insomma un po' lasciato così a metà come progetto. Rimpiange qualcosa di quei tempi? No, è stata una bella esperienza che mi ha insegnato molto, devo dire, mi ha insegnato molto in effetti a barcamenarmi in tutte queste cose, insomma, le sponsorizzazioni eccetera, come fare, come entrare, sì, è stato un grande momento, perché poi è finito e doveva finire, perché non è che il volontariato si può fare più di 4 anni, certo. E ho ceduto chiaramente la mano, certo. Giustamente. Adesso invece lei relativamente da poco è a capo di questo istituto, già sta raccogliendo quindi queste grandi soddisfazioni. Da settembre. Ho fatto il concorso ordinario del 2004. Quindi già ha operato una mezza rivoluzione. Una mezza rivoluzione. Un po' in pochi mesi. Sì, una mezza rivoluzione perché una mezza rivoluzione, sì, perché appena sono arrivata dico non ha un nome e cognome questo istituto, bisogna subito provvedere. Certo. E cos'è che quindi ho fatto un'indagine, ho fatto un'indagine chiaramente tra i docenti e un po' nel territorio, visto che erano andati dietro questo personaggio per parecchio tempo, ma non avevano mai concretizzato. L'occhio dei docenti nei suoi confronti, com'è? Devo dire che inizialmente insomma mi hanno un po', cioè sono stati collaborativi, però poi a un certo punto c'è stato un po' di attrito, perché io sono una persona molto seria e corretta, eccetera, e voglio chiaramente andare per fare un certo percorso di serietà. E forse all'inizio, insomma, c'è stato un po' perché ho messo dei paletti. C'è chi non ama forse il cambiamento o ne ha paura certe volte. Certo, il cambiamento è sempre. Adesso ci siamo capiti che tutto quello che si fa si deve fare con una certa serietà, che i ragazzi chiaramente bisogna dar loro molto perché non devono essere penalizzati, no? E soprattutto la Calabria già li penalizza. Sì, certo. Dico, diamo loro qualità. Già siamo penalizzati già siamo penalizzati. In questa regione. Infatti. Quindi diamo loro qualità. Se dovessero rimanere in Calabria, inventarsi qualche cosa, speriamo che questo lo possano fare, ma se non dovessero rimanere in Calabria, dico perlomeno non si sentono, insomma, sentono che qualitativamente possono competere con tutti gli altri studenti del nord. Quindi dobbiamo rimboccarci le mani e dare il meglio, vediamo che dobbiamo fare. Certo. Dobbiamo fare, quindi a tamburo battente abbiamo lavorato, quindi con l'ampliamento dell'offerta formativa, tutto ciò che poteva, insomma, portare, cioè portarli su, cercare di salvare il salvabile, insomma, soprattutto al biennio, perché quelli che ormai stanno al triennio, l'andazzo, certo. Ma quelli che stanno al biennio stiamo cercando di curarli, no? Con questo potenziamento dell'italiano, della matematica, anche con l'aiuto dei fondi sociali europei, no? Una curiosità, abbiamo attivato. In questa giornata del 5 maggio 2017 5 maggio. Si vedrà all'opera qualche strumento del liutaio De Bonis? E dunque si vedrà il 24, se lei viene il 24 a mattina alle 10, quando inizierà la cerimonia con il taglio del nastro, ci sarà proprio un'esposizione per grande concessione di De Bonis, perché è un tipo un po' particolare. Comunque è un'occasione veramente da non perdere, perché De Bonis e la famiglia De Bonis ha una tradizione lunghissima come gli liutai, tradizioni che esistono al nord da altre parti, ma in Calabria diciamo che al 90% c'è solo lui. Infatti lo so. Noi dobbiamo salutarla. Sì, salutiamo ricordando rapidamente la giornata del 5 maggio, giornata internazionale della musica, prima a Regnano, poi a Bisignano, musica, concerto da parte dei giovani, rock, classico, un po' di tutto, il 24 inaugurazione dell'istituto. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.